e il pubblico. Oggi presentiamo la carpa che è rivestita con una crosta di semi di papavero, una maionese di rape rosse e patata che vedete intorno, del colore rosa acceso, e un crescione sorgente, una pianta acquatica che cresce lungo le rive del nostro canale, che praticamente scorre a fianco al nostro ristorante. Per noi è d'obbligo presentare dei piatti di acqua dolce, visto nel contesto in cui noi siamo circondati dal lago Lungo, lago di Pasocchile, dove vivono tutti i pesci di lago, dalla carpa, la ticca, il roscio, il persio, il polegone, e oggi abbiamo presentato il pesce un po' più ostico, più difficile come approccio per il palato. E questa carpa ha uno scarto del 70%, quindi è chiaro che noi per realizzare questo sottovuoto diventa quasi come un dissossare il pesce che vede gli scali. Facciamo dei piccoli straccetti che poi vengono ricompattati dentro la carta pellicola, stretti abbastanza, quindi per qualche ora, e quindi poi foderati con i semi di papavero. Questi semi di papavero è fondamentale per la cottura di questo piatto, in quanto l'esterno diventa croccante e tenue all'interno, quindi il rosato raggiunge i 58-60 gradi al centro, quindi serve la croccantezza, dove serve il morbido all'interno. E poi c'è il dolce di questa maionese realizzata con patata e rame, con un ristretto di acciuga, capperi e vino bianco. Quindi si fa ristringere questo vino e poi si aggiunge a questa salsa. Quindi all'interno abbiamo l'acidità, abbiamo il dolce, abbiamo l'amaro, abbiamo il croccante e il morbido della carpa. Buon appetito! Grazie.